il REV, che non è, molti di questi non sono strumenti, diciamo, di acquisizione scolastica, ovviamente, per cui non sono nelle nostre biblioteche personali, dico di nessuno di noi. È difficile spesso anche poterle acquistare perché soprattutto alcune opere non sono più edite, però l'università ovviamente le possiede, quindi sono consultabili. E questo Rolfs, per esempio, ha scritto anche un supplemento ai vocabolari siciliani all'interno del quale ci sono molti etimi, e in gran parte poi via via che si vanno studiando alcune famiglie linguistiche, sono degli etimi che andiamo costruendo. Ci sono anche gli ispanismi, c'è sempre all'interno della collana dei lessici siciliani curata dal centro di studi, c'è uno dei lessici che è soltanto dedicato agli ispanismi siciliani. Per cui molti elementi vanno emergendo e li andiamo studiando via via che ci occupiamo di precise aree semantiche e di precise famiglie lessicali. Passo la parola al professor Roberto. Sì, nel volume troverete tutte queste informazioni bibliografiche, e molte delle quali sono anche ragionate, cioè vi dicono qual è il più antico, qual è il più recente, quali sono le acquisizioni, diciamo, più autorevoli, eccetera.